Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione. Buona domenica a tutti voi telespettatori di Antenna 3, una domenica ricca di cronaca, purtroppo di cronaca nera, quella che vi stiamo per raccontare a partire da un fatto terribile accaduto a San Candido in Alto Adige, in un'abitazione di via San Corbiniano. Sono state ore di puro terrore in questa importante, nota cittadina dell'Alto Adige, con un uomo che ha di 50 anni circa, che ha ucciso una donna in un condominio di via San Corbiniano, una donna di 50 anni, e anche il padre stesso del killer di 90 anni a colpi di fucile a quanto pare, e poi si è barricato in casa. Nelle ore precedenti poi la risoluzione di quanto accaduto, la protezione civile con gli altoparlanti fin da subito, dalla mezzanotte di ieri, aveva esortato i residenti a non uscire dalle proprie abitazioni perché il killer era ancora in circolazione e la casa del delitto è stata subito circondata dalle forze dell'ordine. Poi nella mattinata il gruppo di intervento speciale dei carabinieri, il GIS dei carabinieri, intorno alle 11 ha fatto irruzione in questo appartamento di San Candido in cui si era barricato il cinquantenne dopo aver ucciso una donna e il suo stesso padre. E nell'appartamento è stato trovato appunto il corpo senza vita del padre novantenne dell'aggressore, un delitto commesso intorno alla mezzanotte, mentre ancora non si sa l'identità della donna cinquantenne. Fatto sta che durante l'irruzione dei reparti speciali, dei corpi speciali del GIS, l'uomo ha tentato di uccidersi, si è sparato, non è morto, sarebbe ancora vivo in gravissime condizioni, ma ha tentato appunto di uccidersi. Inizialmente sembrava che l'uomo fosse morto durante la sparatoria con i corpi speciali del GIS, invece l'uomo ha tentato di uccidersi, sarebbe ancora vivo. Sono ancora molto frammentarie le notizie di quanto accaduto, però quello che si sa è che sono state davvero ore di terrore anche per i residenti del condominio e tutto il vicinato di via San Corbiniano a San Candido in Alto Adige. Adesso ci sarà da ricostruire quanto accaduto in queste ore. Allora, fra poco sentiremo anche dalla viva voce di un testimone la paura di quanto è avvenuto dalla notte scorsa a San Candido. Fra pochissimo ci collegheremo con questo testimone. Prima però andiamo con la cronaca a Nervesa della Battaglia per quello che è un giallo, il giallo della morte di un 18enne che è stato trovato all'alba questa mattina lungo la Pontebana sul ciglio della strada. Ci racconta tutto il nostro Christian Arboit, che si è recato sul posto insieme ad Alberto Pivetta già da questa mattina, ed è un giallo. Si parla di pirata della strada. Mi confermi, Christian? In realtà, Nicola, buongiorno, in realtà ogni pista è aperta, non solo quella del pirata della strada ma anche di un lancio. Questo ragazzo potrebbe essere stato lanciato da un'auto in corsa, non si esclude davvero nessuna ipotesi. Allora, vedete le immagini, sicuramente vedete le immagini di questa mattina, ma con Alberto Pivetta vi indico l'esatto punto del ritrovamento del corpo questa mattina all'alba, poco prima dell'alba, alle 5:30, due segnalazioni al 112, due segnalazioni, due automobilisti che parlano di questo corpo rannicchiato a terra sul ciglio della strada, proprio all'altezza di quell'albero, quindi sul ciglio della strada, non nel fossato. Una di queste segnalazioni parte da un'infermiera che stava rientrando dall'aeroporto di Treviso, dove aveva accompagnato un'amica a prendere un volo. Forse vedete già nelle immagini, ma sicuramente le vedrete stasera, la macchina sulla quale viaggiava questa donna, una Clio di colore scura, che evidentemente ha urtato contro il ragazzo. Comunque si è fermata perché c'è una gomma a terra. I rilievi sono in corso, al momento non ti so nemmeno dire, non ti posso nemmeno confermare se il veicolo sia sotto sequestro. Diciamo che veramente non si esclude nessuna ipotesi. Ti posso dire che sul corpo del ragazzo sarà effettuata
a strettissimo giro di posta un'autopsia. E ti posso dire c'è una ferita evidente alla testa, questo sì, lo possiamo dire, ma non possiamo confermare cosa abbia provocato questa ferita, se una caduta, se un investimento, se un'aggressione prima della caduta, insomma. Non si sta lasciando nulla al caso. Sul posto questa mattina è arrivata anche la scientifica, il nucleo scientifico dei carabinieri e poi ovviamente vigili del fuoco, il Dipartimento della Protezione Civile, la Protezione Civile di Montebelluna, che ha aiutato nelle operazioni appunto di recupero della salma, operazioni che sono andate avanti a lungo. Questo tratto di Pontebana, chiaramente molto trafficato, soprattutto in una giornata come quella di oggi, è stato chiuso al traffico per diverse ore, dalle 5:30, 6 fino alle 10:30, 11 meno un quarto. Allora, questa è la stazione di rifornimento della Tamoil. Perché ve la mostro? Perché ci sono delle telecamere che potrebbero rivelarsi molto utili, grazie davvero a Alberto Pivetta. Una di queste telecamere ha anche un'angolatura più ampia che arriva fino alla strada principale, ma sono tante le telecamere lungo la Pontebana, sono tante le telecamere che potrebbero rivelarsi utili ai fini delle indagini, e l'acquisizione ovviamente di queste immagini è in corso da parte dei carabinieri, che da questa mattina alle 5:30 stanno indagando senza sosta. Parliamo di un ragazzo di 18 anni del Burkina Faso che fino a qualche anno fa era residente a Ponzano Veneto. Abbiamo verificato con tutti i sindaci della zona. Fino a 4 anni fa residente a Ponzano Veneto, poi pare sia ospite di un fratello a Povegliano, ma anche qui non c'è una certezza assoluta. I familiari più stretti si trovano in Francia, anche per questo non possiamo darvi le generalità, perché appunto i familiari non sono stati avvisati. Anche questa mattina eravamo presenti, sia io che Alberto, non abbiamo visto nessuno appunto avvicinarsi al luogo appunto di questo ritrovamento. Qui con me Claudio Meneghetti, consigliere comunale a Nervesa della Battaglia. Qui siamo in territorio di Nervesa della Battaglia, a poche centinaia di metri comincia Spresiano, si va verso Ponte della Priula, ovviamente come dicevamo un'arteria molto nota nel Trevigiano. Claudio Meneghetti, consigliere comunale a Nervesa della Battaglia e anche ex funzionario dei Vigili del Fuoco. È un fatto davvero inquietante questo, Meneghetti. Sì, sicuramente sono fatti che scuotono le menti delle persone che vivono in un territorio, ma che purtroppo succedono e speriamo abbiano, con tutto il campo di indagine che si è aperto, speriamo abbiano un esito positivo quanto prima. Ecco, che si faccia chiarezza, ed è ovviamente l'obiettivo di tutti gli inquirenti in queste ore, che sono davvero concitate. Sì, sicuramente da parte dell'amministrazione c'è un'apertura totale, sia posso chiaramente dire, sia da parte dell'amministrazione nostra, Comune di Nervesa della Battaglia, sia da parte delle amministrazioni locali confinanti. Sicuramente ci sarà un ampio spazio per poter dare disponibilità rispetto a quello che è tutto quanto il campo di indagine, quindi tutto quello che serve per creare o per portare in qualche epilogo, ben venga il nostro aiuto. Qui ci sono parecchie telecamere un po' puntate sia sulla strada sia sulle attività private. Qui dietro ce n'è un'altra, sicuramente dell'attività privata, ma insomma non mancano occhi elettronici. Anche voi a Nervesa ne avete parecchi anche su questo tratto. Sì, è una fortuna quella di avere, è anche una buona impostazione quella di avere tutti questi occhi elettronici, come vengono chiamati,
informati e speriamo che questi possano dare un esito positivo. Sicuramente i carabinieri che stanno svolgendo l'attività investigativa stanno già prendendo visione di tutto quanto quello che può essere loro utile, naturalmente. Grazie Claudio Meneghetti, grazie davvero, che rappresenta l'amministrazione comunale di Nervesa della Battaglia. Quindi un giallo in piena regola. Nicola, si sta indagando a 360 gradi. Quello che possiamo dire finora è che questo ragazzo è stato ritrovato in condizioni davvero, insomma, potete immaginare, quindi tutto insanguinato, rannicchiato e già morto sotto quell'albero da questi automobilisti. In questa fase non possiamo dirvi, non sono in grado, nessuno è in grado di dire se per caso l'auto condotta dall'infermiera possa aver avuto un ruolo anche marginale nella concatenazione di eventi che ha portato alla tragica fine di questo 18enne, concatenazione che può essersi innescata anche altrove, quindi magari un'aggressione, questo ragazzo che viene caricato in macchina, oppure la lite che scoppia in macchina e poi appunto il giovane che viene scaricato. Questa ferita alla testa che c'è è evidente. Come si spiega? Con che cosa se l'è procurata? È seguente a un urto magari di una macchina, di un pirata della strada, una volta appunto che ha avuto l'impatto con il veicolo, ma insomma tutti gli interrogativi davvero in questo momento sono sul tavolo degli inquirenti che stanno indagando senza sosta. Per il momento è tutto, ovviamente per qualsiasi aggiornamento ti richiederò la linea con Alberto Pivetta. A te la linea, Nicola. Grazie davvero a Christian Arboit, un giallo in piena regola. Allora torniamo all'orrore di San Candido, lo dicevamo in apertura, questo cinquantenne che si è barricato in un condominio dopo aver ucciso una donna di 50 anni e il suo stesso padre di 90 anni con un fucile, probabilmente preso al padre, ex guardia forestale. Poi si è barricato in casa, lunghe ore di paura, l'irruzione dei corpi speciali del GIS, l'uomo che si è sparato alla gola è ancora vivo in gravi condizioni. Siamo in collegamento con, e lo ringraziamo, con un testimone, possiamo chiamarlo così, Gastone Berdozzo. Buongiorno signor Gastone. Buongiorno. Buongiorno. Allora, signor Gastone, la ringrazio intanto per essere in collegamento con noi. Lei si trova in villeggiatura, è del posto, ci dica. No, io guardi, riposavo nella casa dei miei genitori che dista 70 metri in linea d'aria, non oltre dal condominio coinvolto. Di conseguenza, notte e tempo ho sentito nitidi gli spari di questa, mi sembrava un'arma automatica, li ho sentiti molto forti. E poi subito ho capito che non erano botti o esplosioni festive, ma c'era qualcosa di insolito per San Candido. Successivamente, verso le ore 6 della mattina, sono stato svegliato dal corpo dei vigili volontari dei pompieri che ci segnalavano appunto di non allontanarci dalla stanza e di rimanere in alcune stanze non a mira praticamente delle finestre nostre. Quindi uscivo un attimo, guardavo dalla finestra, la situazione era abbastanza seria, si vedeva appunto le forze di polizia schierate, le ambulanze, i vigili del fuoco in azione, la protezione civile che ha reagito subito creando un ottimo cordone. Ripeto, una cosa insolita per San Candido, perché è un paese tranquillo dove non accadono cose di questo genere di norma, che sono purtroppo sempre più frequenti comunque. Ecco, si è capito qualcosa di chi è questa persona, o se magari l'avevate visto qualche giorno fa, qualche giorno precedente? Si è capito chi è? No, guardi, io non lo conosco personalmente, so che era una persona che accudiva il padre, però di più non saprei dirle sinceramente, perché non
pur essendo vicini di casa, ecco ripeto, io sono nella casa dei miei genitori, pur essendo vicini non c'era un contatto. So che era una persona che non frequentava il paese, questo è quello che posso dirvi. A che ora ha sentito i primi spari, se lo ricorda? Guardi, vorrei dire verso le 12, l'una di notte, vorrei dire. Li ho sentiti nitidi perché appunto era a breve distanza, però non ho guardato l'orologio perché stavo riposando e non ho guardato l'ora, non l'ho guardato. Quindi però si è svegliato, insomma, si è svegliato. Più raffiche sono state alcune raffiche sono state. Ho sentito un tot di colpi, poi un'interruzione in tempo, poi una nuova raffica, mi sembra 3 o 4 raffiche addirittura. In quanto tempo da questi spari poi è partito, diciamo, il cordone che lei diceva della protezione civile? Sappiamo che diceva a tutti quanti di restare in casa e di non uscire perché c'era un killer eventuale in giro. Ma guardi, è stata una reazione immediata perché di norma la protezione civile non perde un secondo in questi frangenti qua. Adesso dirle, io so, ecco, per altre voci raccolte, che non appena è iniziata, diciamo, l'evento, subito c'è stata una reazione di contrasto. E questo, ecco, le dico, fa onore, insomma, alla protezione civile. E poi l'intervento del GIS. Ecco, quando abbiano detto che la situazione era tornata, diciamo, fuori pericolo? Guardi, io mi sono basato dal traffico stradale, quando ho visto che la protezione civile rimuoveva le transenne, eccetera, ho visto le auto che scorrevano, mi sono reso conto in quel mentre che la situazione era risolta, non sapendo ancora la soluzione che sto comprendendo adesso, però in quel mentre ho capito che si era sviluppata una soluzione, si era sviluppata. Senta, lei diceva appunto in casa dei suoi genitori, e in queste ore come le ha passate? Immagino con il timore anche di protezione per i suoi genitori. Guardi, i miei genitori, la mia mamma non esiste più, mio papà è in una struttura, quindi è un'abitazione, diciamo, dei suoi genitori. Erano okay. in buone mani, loro erano in buone mani. Per quanto mi riguarda, guardi, mi sono attenuto a ciò che mi è stato detto e ho seguito un attimo il mio istinto e ho cercato già a priori di evitare le finestre, e visto gli spari vicini e poi insomma è andata così. È sempre difficile da chiedere, ma cosa ha pensato in queste ore? Alla follia umana ho pensato, alla follia umana. Che può manifestarsi così improvvisamente anche in un paese come diceva lei, tranquillo. Sì, che può manifestarsi così anche proprio a un vicino di casa, senza un preavviso, senza un segnale nitido. Questo è il mio pensiero. Senta, la ringrazio davvero, signor Berdozzo, grazie per questa sua testimonianza, grazie davvero. Ci mancherebbe, buon lavoro. Grazie, arrivederci, grazie. Avete sentito dunque la testimonianza di Gastone Berdozzo, che si trovava a poche decine di metri dal condominio dove è accaduta questo fatto di sangue terribile. Lo ricordiamo, ci sono 2 persone uccise, una donna di 50 anni, un signore anziano di 90 anni, mentre il killer, 50enne anch'egli, che si è sparato a sua volta durante l'irruzione dei corpi speciali del GIS, si è allontanato in un'altra stanza per uccidersi, non ci è riuscito, sarebbe comunque in gravi condizioni in ospedale, questo a San Candido. Siamo dunque in provincia di Bolzano. C'è un'altra notizia terribile, torniamo nella Marca trevigiana, che riguarda la morte di Simone Moro, il 27enne di Col San Martino di Fara di Soligo, che ieri sera era stato colto da un arresto cardiaco mentre alla guida della propria macchina stava percorrendo via Mire a Corbanese di Tarso. Era stata una giornata con un'escursione in montagna insieme a un amico, poi nel corso delle ore, mentre stava ritornando alle 21 di ieri, è stato colto da un malore mentre stava guidando in auto insieme all'amico, ha avuto la prontezza
di riflessi di accostare, poi è scattato l'allarme dell'amico, il giovane è stato portato in ospedale d'urgenza con l'elisoccorso, è rimasto per qualche ora in ospedale in gravissime condizioni, purtroppo nella notte è morto. La conferma del decesso viene anche dall'ULSS ovviamente e anche dal sindaco di Fara di Soligo Mattia Perencin, che ha voluto rilasciare anche una nota dicendo una notizia terribile per tutta la nostra comunità, di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere, siamo tutti sotto shock. Simone lo conoscevamo tutti, qualche anno fa avevamo inaugurato la sua nuova attività come giardiniere, era titolare di una impresa di giardinaggio a Fara di Soligo, era contento, era un ragazzo speciale, sempre con il sorriso, un grande lavoratore, un grande sportivo. Mancherà davvero a tutti noi, dice il sindaco Perencin. Ci stringiamo alla famiglia, papà Franco, mamma Mary, al fratello Nicola e a tutti i familiari. Questa terribile morte di un 27enne per un malore dopo un'escursione in montagna, malore al volante. Un intervento di salvataggio invece nella notte a Jesolo, un'imbarcazione a vela con un navigatore solitario in difficoltà per il maltempo è stata tratta in salvo dalla Guardia Costiera di Venezia sul litorale veneto a Cortellazzo, frazione di Jesolo. La richiesta d'aiuto era giunta nella serata alla sala operativa della Capitaneria di Porto. La barca era diretta verso il porto di Venezia quando è stata sorpresa dal maltempo con vento forte da sud-sud-est. L'unità di vela ha tentato di mantenere la sua rotta, ma le condizioni meteo e la deriva del mare lo hanno impedito. Il pilota ha deciso di calare l'ancora e di attendere il passaggio del maltempo. Nel frattempo però l'imbarcazione rischiava di incagliarsi sul litorale. C'è stato l'intervento provvidenziale della Guardia Costiera che ha poi tratto in salvo il navigatore solitario. Tutto questo a causa del maltempo che dovrebbe manifestarsi dal pomeriggio. Come sapete, da ieri è scattata l'allerta gialla in tutto il territorio del Veneto per criticità idrogeologica, per temporali su tutto appunto il Veneto. Un avviso e un'allerta gialla che resta aperto fino alle 18 di domani, salvo cambiamenti. La mattinata ha visto ancora splendere, seppur con qualche nuvola, il sole. È atteso invece il maltempo a partire dalle prime ore del pomeriggio. Potrebbe avere forti intensità e anche fenomeni come la grandine e forte vento, quindi c'è l'allerta che resta alta per il maltempo in tutto il Veneto. Continuiamo con la cronaca e torniamo a parlare del tentato omicidio che è avvenuto 2 notti fa a Verona, una rissa che ha visto protagonisti coltelli ma anche colpi di pistole. C'è un 33enne italiano che è piantonato in ospedale con l'accusa di tentato omicidio. Un 33enne con una profonda ferita d'arma da taglio da una parte, un giovane straniero raggiunto da un colpo di pistola dall'altra. È questa la scena che si sono trovati di fronte soccorritori e carabinieri della Compagnia di Verona, accorsi su segnalazione di una violenta rissa scoppiata nei pressi di un distributore di benzina con annesso bar in Corso Milano, una delle strade più trafficate del capoluogo scaligero che attraversa l'omonimo quartiere. L'episodio a tarda sera, poco prima delle 23, l'alterco tra 2 giovani stranieri tra i 25 e i 30 anni e un 33enne italiano. È stato quest'ultimo al culmine della rissa a estrarre una pistola e a fare fuoco contro uno dei rivali, che pur colpito è riuscito a sua volta ad afferrare una lama, un oggetto tagliente, e a reagire ferendo l'altro al torace. L'italiano arrestato è ora piantonato all'ospedale di Borgo Trento con l'accusa di tentato omicidio, mentre l'altro ferito, ricoverato in prognosi riservata in un'altra struttura, il Policlinico di Borgo Roma, non sarebbe comunque in pericolo di vita. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile e del nucleo investigativo stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto e soprattutto di capire cosa abbia scatenato la furia dei due, in particolare del 33enne, che non ha esitato a sparare. Utili potrebbero essere i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Prima di continuare con la cronaca, diamo allora uno sguardo alla pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. C'è un aggiornamento del maltempo, scrivono nel sito: piccola ma insidiosa cella temporalesca nel sud bassanese in questi minuti. Ci vengono segnalate, scrive la pagina, criticità alla circolazione sulla strada statale 47, la Val Sugana. Al momento non sappiamo se per grandine o solo forte pioggia.
Fin dal primo mattino si susseguono rovesci e temporali in montagna, tratti molto intensi come a Pian delle Fugazze, dove sono caduti, pensate, dice Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, ben 135 mm di pioggia. Altrove situazione più tranquilla, con schiarite anche ampie su medie e basse pianure, dove le temperature sono più basse rispetto a ieri di circa 2 gradi, ma persiste l'afa. Dunque in questo momento la situazione di maltempo vede la cella temporalesca nella zona del sud bassanese e questa è la situazione. Torniamo invece a parlare di violenze, ma torniamo nella Marca con il racconto di quella serata di follia. L'abbiamo fatto ieri con il nostro Christian Arboit a Silea. Una serata di follia che ha visto protagonista, pensate, un ragazzo di appena 15 anni che è stato arrestato. Io sono distrutto, cioè sono scosso perché ho passato quest'ultimo periodo in particolare pesantissimo. Ho trovato tante persone che hanno cercato di aiutarci, carabinieri, il comune, però speriamo che il futuro sia migliore per noi e soprattutto per mio figlio. Mario, nome di fantasia, è il padre del 15enne arrestato a Silea dopo una sequenza di autentica follia e da mesi attenzionato e più volte finito nei guai anche con altri coetanei. Nello scorso aprile era rimasto coinvolto nel pestaggio di Luca Gobbo in centro a Treviso, anche se non era stato lui a colpire direttamente l'uomo. La settimana scorsa, nei fatti di Zenson, con il pestaggio di un padre accorso a difendere la figlia. È venerdì sera a Silea il minorenne si trova in strada in via Lombardia armato con una sbarra metallica di 1 metro, sta litigando con un coetaneo. La tensione è alle stelle, arrivano i carabinieri, ma il ragazzo, che è in evidente stato di alterazione, ne ha anche per loro, oppone resistenza e scappa verso la vicina via dei Mille, scavalca il recinto di un'abitazione e si trova a tu per tu con il proprietario di casa che cerca di placcarlo. Di tutta risposta il minore gli sferra un pugno in piena faccia. Ci vogliono più militari alla fine per fermarlo e calmarlo. Con il supporto dei sanitari del SUEM scatta l'arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e porto d'armi, violazione di domicilio, un caso delicato e complesso che scuote le coscienze. Il padre disperato ringrazia, è dura per la famiglia, è dura anche per gli operatori. Sì, le istituzioni forse a volte non hanno i mezzi per poter far fronte a queste situazioni. Il sostegno alle forze dell'ordine comune sì, c'è stato sicuramente. Il giovane al momento si trova nella sezione minorile di Santabona, qui incontrerà anche i genitori. La speranza e l'obiettivo di tutti è quello di aprire una nuova fase. Lo vedrò probabilmente i prossimi giorni. E cosa gli dirà? Vedrò come sta innanzitutto, capire come si sente, capire appunto come sta e cosa pensa. Questa sarà la cosa principale. Lei ha fatto tutto il possibile, questo è giusto dirlo. Che potevo fare, secondo me sì, poi non so, magari qualcun altro avrebbe fatto anche meglio, però. A Silea l'amarezza e le riflessioni di fronte a questo arresto di un ragazzino di appena 15 anni dell'assessore al sociale Francesco Biasin. Parlare ancora una volta di ragazzini poi di 15 anni che sono incontrollabili e non gestibili e che combinano un sacco di casini, anche seri, a noi fa male. Ragazzini di 15 ma anche 12-13 anni coinvolti in fatti di cronaca violenti che impongono riflessioni, non giudizi. Un'escalation, quella vissuta nella settimana di Ferragosto a Silea, fino all'arresto del giovanissimo che sta inanellando qui e nei comuni vicini aggressioni, danneggiamenti, scontri con le forze dell'ordine. Il meccanismo è saltato, dice l'assessore al sociale, che di mestiere fa l'educatore professionale dell'ULSS 2 e che con i ragazzi lavora da sempre. Serve assolutamente una riflessione generale, servono strumenti nuovi. Per anni funzionavano i centri giovani, si lavorava in strada, sono cambiati i ragazzi, è cambiato l'uso di sostanze, è cambiato i social, li hanno cambiati, non lo so, è cambiato completamente tutto e servono risposte completamente nuove. La prevenzione ma anche il contenimento dei soggetti difficili senza arrivare al carcere. Anche le stesse comunità per minori devono essere riviste. Qui arriviamo con situazioni di comunità dove in realtà i ragazzi ci stanno un giorno, ci stanno un paio d'ore e poi fuggono. Dietro al disagio, uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, solitudine, difficoltà di inserimento, di integrazione.
tutto questo, se non viene gestito in maniera organica e seria, diventa una bomba sociale, ed è quello il problema. Stiamo parlando di ragazzini di 14-15 anni. La rete c'è ma non funziona, non, conclude Biasin, con le solite regole applicate finora nei confronti dei ragazzi. E loro sono in balia di se stessi, oppure di un gruppo che tra l'altro diventa devastante, perché poi la reperibilità delle sostanze è ovunque, basta andare in autobus e si trovano le pastiglie, per cui veramente è questo il grave. Ancora ragazzini, ancora violenze con quanto accaduto al quartiere Guizza la sera della vigilia di Ferragosto. Ore 21:30, Piazzale Cuoco alla Guizza si trasforma in un ring. Un gruppetto di ragazzi comincia ad urlare, parolacce, insulti, volano bottiglie, si rincorrono in mezzo alla strada strappando cestini delle immondizie per cercare qualcosa da lanciarsi contro. È la vigilia di Ferragosto a Padova. La scena viene ripresa da una residente che, spaventata, chiama subito la polizia. Ho avuto paura, ci racconta al telefono. Preferisce rimanere anonima perché la preoccupazione è tanta. Non ho mai visto scene di questo tipo, le urla riecheggiavano in strada, a terra c'era un tappeto di vetri pericolosissimi se ci passano bambini e anziani, dice. E a terra, nonostante la pulizia immediata del piazzale, rimangono ancora qualche frammento di bottiglia di birra rotta. I ragazzi sembravano molto giovani, parlavano con un accento straniero, urlavano solo parolacce. Ignoti i motivi della lite furibonda. Anche il presidente della consulta di quartiere 4 Sud-Est mercoledì sera stava passando da Piazzale Cuoco proprio nei momenti della rissa. Ho visto anche delle persone sicuramente maggiorenni e si sono, per motivi futili, attaccati lanciandosi anche delle bottiglie e spaventando giustamente anche i residenti. E devo anche dire che questo è un episodio veramente occasionale per questa zona qua. Le forze dell'ordine sono intervenute subito. Un evento imprevedibile e occasionale, dice Sanco, che però ha già riferito l'accaduto all'amministrazione comunale. Ovviamente sono cose che non devono succedere. Sulle risposte che possiamo dare come territorio, come consulta, comunque un'attenzione particolare l'abbiamo già chiesta all'amministrazione, che ha sempre avuto comunque, devo dire, una particolare attenzione a questi episodi. Altre risposte come territorio nel presidio cerchiamo di darle, e ho chiesto appunto anche agli assessorati competenti se possono darci una mano anche per presidiare un po' più attentamente il territorio, anche facendo azioni proprio di presenza, anche con spettacoli, con attività nel territorio, per evitare che poi succedano questi momenti di degrado. Sul posto la polizia ha cercato di identificare alcuni dei ragazzi, altri invece si sono dileguati. Le indagini proseguono per chiarire l'accaduto. Ancora la cronaca: è stata individuata e denunciata per aver violato il foglio di via a suo carico una donna che a Ferragosto è accusata di aver aggredito nel condominio di Mestre di via Fogazzaro il trentenne, lo ricorderete, il servizio di qualche giorno fa, che l'aveva scacciata mentre si drogava sulle scale. L'episodio, nel quale era coinvolto un altro giovane tossicodipendente, era stato poi denunciato dalla stessa vittima, che aveva postato sui social la sua immagine col naso rotto e sangue a terra. Gli agenti delle volanti si sono messi alla ricerca dei presunti responsabili. Nei pressi di giardini di via Piave, vicino alla stazione ferroviaria, hanno riconosciuto la donna grazie anche a una fotografia scattata dalla madre dell'aggredito. È una cittadina italiana con a carico vari precedenti, tra cui reati contro il patrimonio. È stata identificata in attesa di ulteriori indagini, è stata denunciata per inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Venezia. Dunque individuato e denunciato uno dei responsabili del pestaggio di via Fogazzaro che avevamo raccontato in questi giorni, e che ha portato a riflettere su un nuovo fenomeno di degrado nelle parti più problematiche di Mestre, ovvero il fenomeno dei tossicodipendenti che con una vera e propria estorsione chiedono alle persone dei soldi per la dose, pena la violenza. A Mestre sta facendo discutere la nuova profilazione criminale con cui sbandati, per lo più tossicodipendenti, si avvicinano alle potenziali vittime in cerca di denaro contante per l'acquisto di una dose. Si tratta di un'estorsione vera e propria. A darne notizia con grande coraggio Elisabetta il giorno dopo il pestaggio del figlio.
Ti dicono o soldi o coltello, cioè è una cosa pazzesca. È un nuovo genere di estorsione che non conoscevo, così da Via Piave, cioè a meno di 1 chilometro da Via Fogazzaro, Ernesto Rosapepe, da sempre in prima linea contro spaccio e degrado, invita la gente a non cedere alla paura e a comportarsi come Gilberto. Per fortuna no, qua non è ancora successo, perlomeno non ho sentito che sia successo qui. Bisogna avere coraggio di denunciare. Non cedere al ricatto dei malviventi né dei pochi spiccioli da tenere in tasca per tenere a bada i tossicodipendenti, ci dice anche oggi al telefono sempre Elisabetta. Intanto in Via Fogazzaro i residenti vivono angosciati per le minacce e intimidazioni che subiscono quotidianamente, raccontano. Bisogna guardarsi attorno, cioè nel senso che quando tu cammini qui devi sempre avere occhi davanti, dietro, accompagnare gli anziani a fare bancomat. Una volta che c'era polizia, che c'erano i carabinieri, che passava, si vedeva, adesso non si vede altro. Cioè gli agenti, i vigili o la polizia o chi per loro devono scendere dalle macchine e camminare. Devono controllare le persone, devono far vedere le divise. A dirci che qui in Via Fogazzaro c'è gente pericolosa, anche alcuni cittadini stranieri di loro iniziativa si avvicinano con coraggio alla telecamera. Tante brutte persone qua, brutti vuol dire gente che rubano, vendono droga, e loro gira sempre, non lo so polizia. Cosa fare. Lunedì prossimo, 19 agosto, Gilberto, il 30enne pestato, subirà l'intervento chirurgico per la frattura multipla al naso e riportata dopo la barbara aggressione denunciata in mattinata in questura. Già fermati e identificati rispettivamente da polizia locale e agenti della questura di Venezia i 2 aggressori, la 19enne marocchina e il 25enne nigeriano, entrambi però già a piede libero, sebbene con una denuncia di lesioni in concorso. A Montecchio Maggiore adesso, dove il sindaco Silvio Parisi assicura una punizione esemplare per il vandalo che ha deturpato la statua del grande leone di San Marco che campeggia in paese. Il gesto è stato immortalato dalla videosorveglianza. Il leone è il simbolo del Veneto, il simbolo della bandiera del nostro gonfalone veneto. Non credo assolutamente sia proprio un gesto politico. Qualcuno se lo vuole strumentalizzare, certamente non il sottoscritto. Quello che a me dà molto fastidio è il fatto che continuiamo ad avere attacchi sul patrimonio comunale, quindi delle spese continue in altre occasioni, altre cose. Quindi saremo alla ricerca di chi è stato l'autore di questo e verrà condannato sia penalmente sia moralmente. Dovrebbe durare ancora per poco tempo, secondo la polizia locale dei Castelli, l'anonimato dell'uomo responsabile del grave atto vandalico perpetrato contro la statua del leone alato di San Marco, collocato al centro della rotatoria di Viale Europa a Montecchio Maggiore. Un gesto che verrà punito, assicura il neo primo cittadino, una certezza come l'esatto momento in cui è stato compiuto, l'1:37 della notte tra giovedì e venerdì. A testimoniarlo le numerose telecamere puntate sulla zona che hanno documentato le esatte modalità eseguite dal vandalo. L'uomo ha raggiunto a piedi la rotatoria provenendo da via Veronese, ha scagliato un solo sasso contro un'ala della statua che, staccandosi e cadendo, ha tranciato anche la coda del leone marciano. In pochi secondi il responsabile è poi fuggito in via dei Carpani. Quando verrà identificato per l'uomo, il sindaco ha già in mente un'idea sul come punire il responsabile e chiunque intenda a seguire il suo esempio. Le indagini al momento sono ancora in corso, abbiamo diverse piste che stiamo seguendo e siamo fiduciosi. Farò fare dei lavori che sono socialmente utili, che si renda conto cosa vuol dire il patrimonio e cosa vuol dire tenere. Questa cosa sicuramente, se ho dei mezzi, la farò. Come ho intenzione anche di regolamentare questo tipo di azione nel momento che troviamo dei ragazzi o delle persone anche di una certa età balorda che fanno questo tipo di attività. Questa è una roba ferma, l'ho detto in campagna elettorale, la sicurezza, il decoro, e quindi stiamo partendo anche su questo discorso. Sarà nostro compito tutelare quello che è tutto il patrimonio del nostro comune.
E poi il raid dei ladri nell'istituto Gris di Mogliano, che come sapete ospita temporaneamente il distretto sanitario di Mogliano, una cassa automatica fatta saltare con l'esplosivo, danni ingenti per pochi euro. C'è la rabbia dell'ULSS 2. La potenza della deflagrazione si vede in queste immagini, gli infissi divelti, il soffitto danneggiato, il disordine generale. Sono le 2 di notte quando nei locali del Gris in via Torni entra in azione un vero e proprio comando, più uomini a volto coperto muniti di esplosivo che fanno saltare in aria la cassa automatica per il pagamento del ticket. Da qualche tempo la struttura ospita il distretto sanitario dell'ULSS 2. Immediato l'allarme, sul posto arrivano i carabinieri, ma i delinquenti sono già scappati con la refurtiva. Poco dopo i militari in via Schiavonia Nuova Preganziol trovano una Mazda abbandonata e data alle fiamme. Il mezzo risulta ben presto essere stato rubato qualche giorno prima a un residente della zona. L'ipotesi è che i ladri abbiano usato la Mazda solo per colpire. È un fatto molto increscioso, non è che ci sia da aspettarsi una posizione etica da parte dei ladri, perché i ladri fanno questo mestiere, ma voglio dire, entrare nella sanità pubblica laddove la gente va per necessità, mi sembra che abbiamo superato abbondantemente ogni limite, diciamo così. Netta la condanna anche da parte dell'ULSS 2, che sta gestendo gli spazi del Gris con il direttore generale Benazzi, che rassicura come da lunedì non ci sarà nessuna ripercussione per l'utenza. Alla fine il bottino è stato esiguo, poche decine di euro, i pagamenti ormai sono digitalizzati, molto più consistenti i danni alla struttura. Intanto le indagini proseguono anche con l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza non solo in prossimità dell'istituto. Probabilmente i ladri sono entrati dalla parte che dà sul fiume Zero. Prima di andare in pubblicità e di aprire la seconda parte della prima edizione, ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier dal Lido di Venezia. C'è la notizia in queste ore della morte di una delle icone del cinema francese, morto a 88 anni, Alain Delon, e tra i primi messaggi di cordoglio è arrivato quello del direttore della mostra del cinema, Alberto Barbera. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori, buona domenica. Sì, è una domenica triste anche per la mostra del cinema di Venezia, che come sappiamo è in preparazione con il cantiere, ma oggi l'attenzione è tutta per il cordoglio per la morte di Alain Delon, che a Venezia peraltro era stato grandissimo protagonista dirigendo nel 1960, all'epoca una giovanissima mostra del cinema arrivata alla 21esima edizione, un film che è tra i suoi capolavori, Rocco e i suoi fratelli, che a Venezia appunto vinse anche il premio della giuria. Il direttore Barbera ha usato parole veramente cariche di significato e di ammirazione. Ha detto: oggi le spoglie mortali di Alain Delon ci hanno lasciato, ma per salire nell'Olimpo degli immortali. E appunto Alain Delon, figura immortale, attore francese che ha legato parte del suo successo anche a molti film girati in Italia, come ha ricordato appunto lo stesso Barbera, con altri grandissimi del cinema, e ha detto appunto che Alain Delon è praticamente immortale, è nell'Olimpo, verrà ricordato per sempre. Ora vedremo, perché la notizia è arrivata davvero da poche ore, è stata data ufficialmente dai 3 figli, ora vedremo se la mostra del cinema sicuramente lo ricorderà, anche credo già da questa edizione, vedremo in che modo. Ecco, stavo per chiederti appunto questo. Sappiamo che il calendario è molto rigido, insomma è stato già predisposto, però immagino che qualche omaggio a questa importante figura leggendaria del cinema francese ci sarà, insomma, crediamo che qualcosa verrà. Ho parlato appunto con il direttore Barbera, mi ha detto che c'è anche l'idea così magari di coinvolgere quelli che sono stati e che sono i colleghi di Alain Delon, i registi, gli attori, per fare dire a loro proprio un ricordo che possa partire dalla Red Carpet di Venezia, sia magari diciamo ai veterani, che anche magari ai giovani protagonisti del cinema che hanno trovato in Alain Delon una fonte di ispirazione, proprio perché il concetto caro a Barbera è che sia immortale, quindi che abbia unito generazioni e generazioni, e che continuerà a unirli nel ricordo in quello che è stato poi tutta la sua opera, che verrà
verrà analizzata, riproposta sicuramente nei prossimi mesi. Comunque già da quest'anno la mostra certamente lo ricorderà, e poi magari l'anno prossimo verrà fatto anche qualcosa di più strutturato, perché appunto una notizia improvvisa, possiamo dire. Barbera, che ha contatti con tutto il mondo del cinema mondiale, ha detto che non era una notizia, si sapevano un po' delle sue condizioni di fragilità, ma non era una notizia attesa, per cui ha colpito anche per questo, ecco. Bene, grazie a Lorenzo Maier per questo aggiornamento, per questo flash dalla Lido di Venezia. Noi ci risentiremo poi anche nei prossimi giorni, perché si sta scaldando i motori della Mostra del Cinema, che tu seguirai come sempre per noi. Grazie davvero Lorenzo. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi apriamo la seconda parte della nostra prima edizione, parleremo di politica, vi ricorderemo alcuni dei fatti di cronaca di cui abbiamo parlato in questa prima parte, ma insomma ci concentriamo un po' sui temi politici, fra pochissimo. La vicina di casa. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione, la seconda parte della nostra prima edizione. Dopo tanta cronaca parliamo un po' di politica. Intanto saluto e ringrazio i miei eroici ospiti, perché anche nella settimana di Ferragosto sono presenti. Giuseppe Paolin, Lega, buongiorno, buona domenica. Buongiorno e grazie dell'invito. Fabio Crea, Fratelli d'Italia, buongiorno, buona domenica. Solo il centrodestra presente, anche a Ferragosto. Eroici staccanovisti. Allora, c'è un tema di cui dobbiamo parlare, perché è un tema di cui si sta discutendo, e si sta discutendo in modo anche molto forte all'interno del centrodestra, e cioè il decreto carceri. Io vorrei partire proprio con l'avvocato Fabio Crea, insomma, perché le chiedo sia da politico che da avvocato, insomma, da uomo di legge, qual è la sua posizione, perché è una posizione che davvero fa discutere il decreto carceri. Intanto, cosa prevede il decreto carceri da quello che ha potuto analizzare? Ma intanto parlo come tecnico e non come politico. Sì. Non sono certamente un politico, e quindi il mio ruolo, per quanto mi può competere, è solamente quello di tecnico. Però, insomma, Nordio fa parte di Fratelli d'Italia, e sì, quindi in qualche modo le chiedo anche da politico. Sì, l'aspetto politico è sempre un aspetto delicato in materie tecniche, quali possono essere la detenzione carceraria piuttosto che la sanità, eccetera. Da tecnico posso dire questo. Il decreto carceri va valutato in funzione di quello che doveva essere o dovrebbe essere la finalità del decreto carceri. E allora, se la finalità del decreto carceri, come mediaticamente veniva indicato, doveva essere quello di supportare nell'immediato la situazione emergenziale, in particolare del sovraffollamento e delle condizioni al limite dell'umano e della dignità personale all'interno delle strutture carcerarie, devo dire che questo decreto carceri non è utile, non è assolutamente utile. Tanto è vero, mi pare notizie di stamattina o di ieri sera, vi sarebbe allo studio un nuovo provvedimento legislativo tendente a risolvere una situazione che certamente da questo decreto non risolverebbe assolutamente nulla. Questo decreto è costituito sostanzialmente da due situazioni. Una, che è quella relativa alla assunzione di personale di polizia penitenziaria di circa 1000 unità, 500 nel 2025 e 500 nel 2026. E il secondo aspetto importante, certamente, ma in una prospettiva molto futuribile, è quello della nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, che dovrà redigere un programma, tenuto conto delle risorse esistenti, per implementare, ristrutturare, modificare quella che è l'attuale situazione edilizia penitenziaria e eventualmente prospettare quella che nuove strutture. Devo dire che la prima parte, quella relativa all'assunzione di nuovi agenti di polizia penitenziaria e di cariche dirigenziali, deve essere messa in relazione comunque a quelli che sono i pensionamenti, diciamo così, gli stati di quiescenza, quindi una sorta di anche sostituzione. L'edilizia penitenziaria è assolutamente importante, perché le situazioni che oggi vivono all'interno degli istituti penitenziari i detenuti in situazione di promiscuità,
nel senso di condannati in via definitiva e condannati in custodia cautelare in attesa di primo giudizio. Stiamo parlando addirittura di quasi il 25% di popolazione detenuta che è in attesa di primo giudizio, e questo è un altro elemento da tenere in seria considerazione. Questo decreto certamente non lo risolve. Le problematiche della detenzione carceraria sono problematiche molto importanti che riguardano non soltanto la vivibilità all'interno degli istituti penitenziari. In questi mesi la Unione delle Camere Penali, c'è una comunicazione del 25 luglio della Giunta dell'Unione delle Camere Penali, una presa di posizione importante rispetto al decreto carceri, ha fatto visita a diversi istituti penitenziari e per chi come me li frequenta giornalmente percepiamo, siamo a contatto con coloro che vivono una situazione non solo di disagio, che è quello determinato ovviamente da uno stato detentivo, ma una condizione che in altri paesi che sono a livello italiano come situazioni di difficoltà carceraria, le comunità europee, organi internazionali parlano di condizioni inumane e degradanti. C'è un abuso di custodia cautelare, certamente, c'è una situazione per cui c'è una promiscuità tra persone detenuti in stato di custodia cautelare in attesa di primo giudizio e detenuti in via definitiva che ovviamente vivono due situazioni completamente diverse, soprattutto perché si parla di soggetti che ancora non sono stati condannati in via definitiva, quindi anche per Costituzione devono considerarsi persone innocenti fino a prova definitiva, e soggetti invece che sono condannati in via definitiva, il cui percorso detentivo deve essere necessariamente diverso, deve essere un percorso risocializzante, separati, dice lei. Deve essere necessariamente separato, Okay. oltre che risolvere problematiche comuni che sono quelle di una condizione inumana all'interno delle carceri. E allo stato attuale lei dice questa situazione non viene risolta dal decreto se il decreto dice soltanto aumentiamo... Non vi è alcuna norma che aiuti una situazione di deflazione della detenzione carceraria. Si parla solamente, per quanto riguarda l'ordinamento penitenziario, della liberazione anticipata, ma soltanto da un punto di vista di procedura, ma non con effetto immediato. Questioni molto tecniche, nulla hanno a che fare con la possibilità di attuare nell'immediato una situazione che alleggerisca il carico detentivo, che è molto pesante, siamo oltre il 25% di sovraffollamento nelle strutture italiane, stiamo parlando di 61.000 detenuti a fronte di una capienza di 51.000 detenuti, stiamo parlando del 25%, e guarda caso le situazioni di custodia cautelare in attesa di primo giudizio sono appunto il 25%, e quindi una situazione veramente critica. Paolin, allora, mai come in queste settimane abbiamo assistito a rivolte in carcere dappertutto, in tutta Italia, per le condizioni all'interno. Anche stamattina a Torino e Bari. Sì, esatto, anche a Torino e a Bari è finita da poco. Allora, Crea dice il decreto così com'è non risolve la situazione, però per creare nuove strutture ci vorrà del tempo, allora come si risolve? Allora non si risolverà sicuramente a breve, perché comunque l'affollamento carcerario ne sentiamo parlare da anni e siamo arrivati a una situazione insostenibile. A mio avviso andavano recuperate, magari, penso alle ex caserme o soluzioni magari tampone. Sentivo parlare della scarcerazione di chi è all'ultimo anno di pena, al limite potevano essere trasferiti questo tipo di detenuti. Sembra che, leggendo i giornali, sentivo anche il Presidente delle Camere Penali che citava prima l'Avvocato Crea, sembra che la colpa sia del governo del centrodestra, però ricordo che governi di centrosinistra, governi tecnici, non hanno fatto nulla per questo, e come citava l'Avvocato, la situazione della custodia cautelare va affrontata. C'è un abuso della custodia cautelare? È evidente che c'è un abuso, però non possiamo utilizzare l'abuso per svuotare le carceri, questo sicuramente, però va ripensata la custodia cautelare. Io ricordo sempre il tintinnio delle manette di Scalfaro, che lo citava ancora 30 anni fa. Però il termine svuota carceri non vi piace?
No, assolutamente no, perché deve esserci una certezza della pena. Sicuramente il carcere deve essere un posto dove si rispettano le caratteristiche umane e non deve essere, come siamo ridotti oggi, a un sovraffollamento disumano che porta ai suicidi, ma non solo dei suicidi di chi vi è ospite, ma anche degli operatori, e quindi c'è un evidente problema. Il problema va affrontato in maniera strutturale e non, mi permetto di dire all'italiana, con le solite soluzioni tampone che poi ciclicamente tra 6 mesi ci ritroveremo qui a parlare ancora di sovraffollamento del carcere. Ricordo anche, così a margine, che c'è una questione anche di extracomunitari ospitati nelle nostre carceri, e anche quello è un problema che va affrontato. Cioè, tanti di quelli che sbarcano nelle nostre coste finiscono a fare da supporto alla malavita. La manovalanza, diciamo. Esatto. Quindi. Allora, il problema principale, mi pare di capire, che lei pone è quello appunto di gestire meglio, di cambiare la formula della custodia cautelare. Cioè, come si potrebbe fare? Allora, ci sono... È un intervento legislativo, per forza di cose. Certo. Allora, personalmente, per la poca esperienza ormai quasi trentennale che ho, ritengo che le problematiche siano sostanzialmente 3 nell'ambito della situazione detentiva carceraria. C'è un aspetto politico che è quello non svuota carceri. È una posizione politica certamente legittima, la certezza della pena è sicuramente un principio che deve essere salvaguardato. C'è un estremo tra lo svuotacarceri e le condizioni dignitose umane all'interno del carcere. Vedo 3 problematiche. La prima è quella di cui abbiamo trattato. All'interno delle strutture penitenziarie, con gli eroici operatori della polizia penitenziaria, ma anche di coloro civili che lavorano all'interno, gli psicologi, gli assistenti sociali, eccetera, che sono in un numero certamente limitato rispetto alle esigenze tanto numeriche della popolazione carceraria quanto delle prospettive risocializzanti che esistono nel nostro ordinamento. Quindi, al netto della presenza di questi operatori, c'è un problema di struttura, perché la pena è il carcere. Non deve esserci una doppia pena, cioè non ci deve essere una doppia sofferenza con detenuti che stanno in 3 o 4 all'interno di una stessa cella di 10 metri quadrati a 50-55 gradi all'interno della cella nei mesi estivi come quelli che stiamo vivendo, che sono in una condizione di larve umane sostanzialmente, dove tengono anche, esperienza personale riferita da miei assistiti, tengono anche delle protezioni alle finestre per evitare l'accesso della luce e quindi di aumentare la temperatura. Questa è una condizione umana che è inaccettabile in un paese di diritto. Non siamo gli unici in Europa che viviamo questa situazione, c'è anche il Belgio che è stato più volte condannato. Questo è il primo elemento. Secondo elemento, soggetti in custodia cautelare e soggetti invece condannati in via definitiva. Per i primi certamente c'è un abuso. Quello che è stato il decreto approvato, convertito in legge i primi di agosto, incomincia a introdurre un aspetto di alleggerimento della custodia cautelare. Anche questo devo dire che è un tentativo importante, non ancora sufficiente, perché quella che è per esempio il previo interrogatorio prima dell'accesso alla misura cautelare, all'ordinanza di custodia cautelare, è comunque all'interno di una fetta di reati molto limitata, molto spesso quelli che non prevedono neanche oggi nella prassi la custodia cautelare. Io ritengo che coloro i quali non sono ancora condannati neanche in primo grado, quindi coloro che si trovano in stato di custodia cautelare, si debbano prevedere due situazioni. La prima, non eccedere nell'applicazione della custodia cautelare. Abbiamo anche oggi un esempio importante, può riguardare determinati politici, che siano stati intercettati per 2 anni, eccetera, quindi in cui, a tutto voler concedere, l'acquisizione della prova è un elemento abbastanza consolidato. Quali sono le ragioni per mantenere la custodia cautelare massima, che la Cassazione dice essere l'estrema ratio, in una situazione in cui
obiettivamente potrebbe non essere assolutamente necessario. Questo è il primo aspetto, quindi prevedere da una parte la possibilità di un accesso quasi automatico agli arresti domiciliari e applicare veramente la custodia cautelare come estrema ratio, la custodia cautelare carceraria. Il secondo aspetto, devono essere necessariamente separati i codesti detenuti da quelli condannati in via definitiva. E arrivo al terzo problema, l'accesso alle misure alternative. Ancora oggi è troppo limitato dal punto di vista numerico, statistico, nella prassi, quelle che sono le prospettive. Anche oggi si sentiva sulla stampa l'accesso nell'ultimo anno alle misure di detenzione domiciliari. L'ordinamento penitenziario prevede già con dei fine pena, residui pena di 4 anni, l'accesso a misure alternative. Il problema è che oggi la magistratura di sorveglianza a livello nazionale, salvo alcune eccezioni, è ancora molto rigida nell'accesso a queste misure alternative, anche laddove, e in questo senso io amplierei al di là dei 2 anni residui di detenzione, l'applicazione della detenzione domiciliare. Cioè coloro i quali, oggi è prevista la detenzione domiciliare per coloro che devono scontare gli ultimi 2 anni di pena. Ampliamo quella situazione. Oggi con gli strumenti elettronici del braccialetto elettronico c'è una situazione di controllo che ben può consentire il mantenimento di uno stato custodiale ma all'interno di un'abitazione, che consentirebbe da una parte l'alleggerimento del sovraccarico detentivo delle carceri italiane e in secondo luogo l'avvio di un procedimento risocializzante da parte del detenuto. Processo risocializzante che oggi è presente negli istituti penitenziari con quegli eroici operatori di cui parlavo prima. Il problema è che non in tutte le strutture carcerarie questo si può realizzare, proprio per il grande numero dei detenuti presenti e per il numero assolutamente inferiore, poco proporzionato, degli operatori che devono condurre a un percorso di recupero dei soggetti condannati. Il soggetto condannato non deve essere colui il quale entra in carcere e viene buttata la chiave disinteressandosi del recupero. La risocializzazione è l'obiettivo principale di uno Stato di diritto, perché nel momento in cui noi non consegneremo alla società un detenuto condannato in maniera meritoria per i reati che ha commesso, risocializzato, reinserito nella nostra società, lo Stato, la nostra società non avrà un beneficio da quella che è la detenzione. Oli. Sì, ricordando che poi ha scontato la sua pena, che quel detenuto ha espiato la sua pena e quindi ha un diritto di essere ricollocato nella società, come citava l'avvocato. Appunto dobbiamo evitare misure che diventano il solito rincorrere all'emergenza e poi non si affronta il problema. Quindi adesso l'edilizia carceraria, secondo me il tema va affrontato e va risolto. Ma meglio secondo lei attuare un piano di alleggerimento, ad esempio di utilizzo di maggiore arresti domiciliari, ovviamente nei casi specifici, sulla custodia cautelare, oppure avere più carceri? Ma sicuramente, allora, l'avvocato prima citava celle con 55 gradi, non è accettabile, cioè, loro stanno scontando la pena, però non possiamo metterli. La pena è la privazione della libertà, non deve esserci una pena ulteriore. Esatto, quindi sicuramente va potenziata l'edilizia carceraria, anche perché io ho visitato ad esempio il carcere di Santa Bona nel 2021 e sono strutture che, giustamente l'avvocato diceva, un plauso a chi ci lavora dentro, quindi al personale della polizia carceraria, psicologi, tutti volontari che frequentano il carcere, ma siamo su situazioni, su strutture che hanno fatto il suo tempo, quindi l'edilizia carceraria va sicuramente implementata. Dopo sicuramente c'è da dividere il percorso fra chi non è ancora stato condannato e quindi teoricamente è innocente, anzi senza la teoria, quindi anche questo è. La custodia cautelare a casa, i domiciliari, secondo me va rivista anche il sistema, perché adesso ci sono il braccialetto elettronico, ci sono sistemi per controllare, quindi anche in funzione, soprattutto chi è sul fine pena, magari per una seconda fase di un reinserimento, sicuramente è da affrontare e da rivedere, sicuro. L'ultima battuta, poi andiamo in pubblicità. È fiducioso che anche con questo correttivo magari di settembre si possa andare verso questa direzione?
Ma le dichiarazioni di oggi mi pare, adesso non so se fossero del ministro Nordio, del sottosegretario Del Mastro eccetera, però devo dire che la presa di posizione della delibera della Giunta delle Camere Penali del 25 luglio, che è stata sempre molto collaborativa con tutti i governi, e in particolar modo col governo del centrodestra, applaudendo a quelle che sono state delle iniziative importanti anche dal punto di vista delle alcune riforme del codice penale e del codice di procedura penale, credo che vadano in questo senso. Non ci sono delle leggi perfette, non ci sono mai state in alcuna materia, ci sono sicuramente dei tentativi importanti, credo che siamo su questa strada, io credo che un intervento in settembre possa essere non solo auspicabile ma anche tenuto conto di quello che il parere di organismi tecnici, quale l'Unione delle Camere Penali, si possa giungere a una prospettiva legislativa e sicuramente fattiva per quanto riguarda la risoluzione di questa problematica, che diceva bene Pauline, deriva ormai da diversi decenni e non è certamente un problema che ha creato il governo di centrodestra, ma che è chiamato responsabilmente a risolvere. Allora, pubblicità, poi torniamo a parlare di IRAP. Rieccoci in diretta, torniamo a parlare con i nostri ospiti Fabio Crea e Giuseppe Paolin di un tema di cui ci siamo già occupati in queste settimane, è un po' un tema che scalda un po' gli animi all'interno del centrodestra in regione. Parliamo dell'IRAP, parliamo del bilancio che è stato varato dalla giunta regionale, che vede portare avanti, non c'è nessun passo indietro sulla maggiorazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Come sapete è una decisione, quella della maggiorazione dell'IRAP, che ha visto Forza Italia scendere sul piede di guerra per bocca del suo coordinatore regionale Flavio Tosi, ma anche Fratelli d'Italia un po' perplessa, soprattutto dopo le prime notizie, dopo le prime avvisaglie dell'assessore Calzavara che vediamo in questa conferenza stampa, nella quale prima poi della conferenza stampa con la presentazione del bilancio si parlava già, faceva chiarezza su questa maggiorazione, confermando la maggiorazione dell'IRAP. Fratelli d'Italia, che per bocca del coordinatore Luca De Carlo disse il giorno dopo: vorremmo prima vedere le carte, insomma cerchiamo un confronto anche con la Lega per parlarne seriamente. A quanto pare però, e chiedo conferma a Paolin, per la Lega questa situazione non è negoziabile, insomma così si è detto in questi giorni, cioè è un tema sul quale la Lega non è disposta a fare nessun passo indietro. È così? Si è fatto troppo rumore per nulla, secondo voi? Si è aperto il fianco per polemiche più politiche che concrete, anche se in realtà le categorie economiche certo non hanno fatto i salti di gioia. Cosa dice? Ma sicuramente ci sarà un confronto, credo che ci sarà un confronto. Adesso io nella materia tecnica del bilancio non entro, si è fatta questa scelta, io ricordo alle categorie che adesso protestano che per 15 anni non c'è stata nessuna maggiorazione IRAP, quindi bisogna essere anche onesti nel valutare che se adesso c'è un'esigenza di bilancio che porta a dover applicare questa tassa, bisogna anche valutarlo nei 15 anni e ricordare a questi signori che il Veneto comunque è stata l'unica regione che non ha riscosso quelle tasse, e quindi nella valutazione del provvedimento adesso l'assessore ci ha detto che ci sono esigenze che non sono la pedemontana che richiedono l'aumento. Parte di esse vanno sul sociale, sulla sanità, quindi credo che non vi sia, ecco, sulla decisione c'è chi dice l'IRAP, l'IRPEF. Era meglio l'IRPEF, dicono le categorie economiche. Beh, sì, perché è stata colpirebbe adesso meglio tutti che non una categoria. Esatto, ma adesso secondo me la valutazione che ha fatto il presidente Zaia, io confido nella sua serietà e quindi credo che la sua valutazione sia piuttosto seria e quindi fattibile.
Poi vedremo e faremo secondo me un resoconto poi quando verrà applicata e vedremo di quanto si tratta e le misure che verranno apportate con quei soldi che vanno, ripeto, sul sociale e sulla sanità per la gran parte. Quindi credo sia stato fatto, l'opposizione fa il suo gioco. L'opposizione sì, ma dagli alleati non vi aspettate, no? Flavio Tosi ha fatto polemica sulla qualunque ultimamente, cioè voglio dire sullo Ius Scholae, su tutti i provvedimenti. Flavio Tosi cerca una visibilità, noi lo conosciamo bene perché era nelle nostre file fino a un po' di anni fa. Sì, anche segretario. Sì. E quindi mi fa anche sorridere la sua posizione sullo Ius Scholae. Flavio Tosi cerca visibilità in funzione delle regionali, c'è un gioco politico anche delle parti e quindi cerca una sua visibilità e quindi è in contrasto su ogni misura. Cioè, sembra, se ascoltiamo Flavio Tosi, sembra che il Veneto sia una regione pessima. Non credo, ci sono sicuramente delle cose da migliorare, però credo che sia stato fatto un buon lavoro e lo testimoniano gli elettori. Allora, Fratelli d'Italia insomma ha detto, però magari essere coinvolti non sarebbe male. Sarebbe necessario. Ecco, allora, direi 3 punti sono importanti, almeno dal mio punto di vista. Problema politico, problema di merito e poi problema economico, finanziario, cioè di bilancio. Il primo, problema politico. La coalizione di centrodestra storicamente e ancora oggi, con quelli che sono tutti i provvedimenti del governo Meloni, ha una posizione per quanto riguarda l'imposizione fiscale per cui l'obiettivo sarebbe sempre quello politico di non aumentare le tasse, di non dare ulteriore pressione fiscale. Ricordiamoci che oggi l'Italia è uno dei paesi con una delle più importanti pressioni fiscali all'interno del sistema economico europeo e quindi questo è già un dato. Ed è un dato importante e vorrei ricordare, visto che ci siamo, che è di questo semestre la maggiore riscossione, credo, negli ultimi 20-30 anni per quanto riguarda la riscossione delle imposte. Quindi anche questo un elemento importante, conseguente non all'aumento delle imposte, ma a una politica tributaria e fiscale sicuramente più vicina a quello che è il cittadino e l'impresa. Questo è il primo dato politico. Proprio perché è possiamo dire il mantra, ma uno dei principi fondanti del centrodestra, uno dei principi fondamentali che ha sempre costituito un collante di tutti i partiti del centrodestra, la non aumento dell'imposizione fiscale, si inserisce qui il problema di merito, che è di metodo, che è quello che ha in un certo qual modo stigmatizzato il coordinatore della Regione De Carlo, cioè su una iniziativa legislativa di questa natura, così importante, così diversa rispetto a quelli che sono i principi della coalizione di centrodestra, sarebbe stato necessario, anche se la Lega ha dei numeri importanti dove potrebbe decidere da solo in Consiglio regionale qualsiasi tipo di provvedimento legislativo, sarebbe stato importante una previa consultazione, quantomeno, se non un assenso, ma una consultazione preventiva per quanto riguarda gli alleati. Questo avrebbe certamente disinnescato alcune polemiche, avrebbe sicuramente evitato che l'opposizione utilizzasse, strumentalizzasse questa ipotetica distanza tra gli alleati che, almeno per quanto riguarda Fratelli d'Italia, è solamente figlia di una mancata condivisione iniziale. E arrivo al terzo problema, che è quello di merito economico-finanziario. È assolutamente necessaria questa imposta? Non lo sappiamo, lo verificheremo se ci sarà un incontro tra il coordinatore regionale, i consiglieri regionali Fratelli d'Italia e l'assessore Calzavara o il presidente Zaia. È una tassa una tantum? È una tassa di scopo, perché anche questo potrebbe consentire di condividere in sede legislativa, in votazione in Consiglio regionale, quello che è l'aumento dell'IRAP. Fosse una tassa di scopo, faccio per dire, per la sanità, potrebbe trovare una sua ragione per questa applicazione. Sempre all'interno del merito si inserisce l'altra questione che si diceva prima, è quella di: è più corretto applicare una imposta su IRPEF, quindi l'addizionale IRPEF che il Veneto non ha applicato nei 15 anni di governo Zaia, quindi nei confronti di tutti, o colpire le imprese? Per il centrodestra
colpire quella che è l'attività produttiva è qualcosa che è un po' distonico rispetto ai nostri principi. Cioè il principio è quello di consentire, e i provvedimenti del governo Meloni di centrodestra a livello nazionale lo dimostrano, è quello di incentivare sempre di più l'investimento, togliere i cordoni della borsa che stringono le imprese, perché sono loro il motore non solo del nostro territorio ma di tutta l'Italia. Quindi tendenzialmente sarebbe un po' più, uso un termine, comunista, una imposta comunista, nel senso che apre a tutta la comunità in senso proporzionale un'imposta che si dovesse rendere necessaria, come pare in questo momento per quanto riguarda il metodo. Ma ripeto, ogni valutazione di merito si può valutare e prendere soltanto dopo aver scoperto quelle che sono le reali ragioni di un'imposta di questo genere e in particolar modo le finalità della stessa. Allora, io che sono maligno, potremmo leggere in questo anche una presa di posizione un po' della Lega che dice, beh scusatemi, siamo noi la vera maggioranza e quindi decidiamo noi. Ma no, non credo. Allora, le parole di Crea assomigliano molto, anche se a quelle che ha detto Tosi di fatto, parlando di metodo, cioè dovevamo essere, poi Tosi ne fa una sua battaglia personale perché dice non abbiamo assessori in giunta, non abbiamo presidenti di commissioni, veniamo a sapere delle cose dai comunicati stampa e ci dite anche di votarla e quindi non la votiamo. Però insomma, peraltro adesso manca anche un assessore di di Fratelli d'Italia, quindi è varato in giunta senza, era una giunta monocolori, diciamo, quella che ha varato l'IRAP. Arriverà l'assessore di riferimento di Fratelli d'Italia, ancora non sappiamo però se è davvero la sindaca di Porto Viro, ma questo è un altro discorso. Quindi è una questione di metodo, Ma sicuramente agosto non ha aiutato, secondo me. Quindi dopo si innescano, allora io che sono malizioso, però non eravamo in vacanza. Sì, no, è malizioso che maligno, ho sbagliato tempo. È vero, però agosto non ha aiutato, non ha aiutato. Allora, si innesca sicuramente la corsa del prossimo anno e quindi è condita un po'. Sono un po' prove di forza questa, da un'altra parte? No, non sono prove di forza, ma comunque sia c'è il gioco della corsa che il prossimo anno concorrerà per la regione, c'è il terzo mandato, c'è qualche spigolosità, sicuramente condivido la questione della condivisione sicuramente andava fatta, non conosco nel merito il Presidente Zaia i motivi per cui si è arrivati a una situazione, credo che sicuramente ci sarà un confronto fra il responsabile De Carlo, l'onorevole Stefani per la Lega e i consiglieri regionali e verrà affrontato il problema, sembra più una cosa per riempire le pagine dei giornali e troverà secondo me una soluzione. Sicuramente la questione della condivisione è condivisibile, permettetemi. Non è uno sgarbo, diciamo, no, gli alleati? No, però si innesca su una fase che porterà alle elezioni del terzo mandato, ci sono un sacco di cose, le polemiche sulla pedemontana, tutta una serie, la raccolta firme sul referendum, sarà un autunno caldo, come si usa dire. Una volta era per gli scioperi l'autunno caldo. Adesso invece peraltro. E sulla questione IRPEF e IRAP, allora, per esempio, la richiesta di alcune voci delle categorie è stata proprio quella che se deve esserci che almeno sia una tantum. Secondo lei potrebbe essere una soluzione questa? Ma sicuramente il Presidente Zaia ha sempre osteggiato gli aumenti delle tasse. Secondo me è probabile che possa essere una tassa di scopo o una tantum per risolvere qualche problema. La questione IRPEF, secondo me, se aumentavamo l'IRPEF avrebbero detto che bisognava aumentare l'IRAP, cioè quella è la solita coperta corta che ognuno tira dalla propria parte e che è logico quando si chiedono i soldi ognuno fa i conti in casa propria. Però, ripeto, bisognerebbe vedere i soldi, Calzavara lo ricordava, sono 17 miliardi, mi sembra, se non sbaglio, l'importo dei 15 anni di non... Quindi anche in questo contesto bisogna metterci dentro anche questo nel valutare il provvedimento.
e magari confrontando altre regioni che mettono addizionali sia IRAP che IRPEF da molto più tempo del Veneto. Allora abbiamo 8 minuti, lo so che non è facile disquisire su una problematica come lo Ius Scholae, ma vi chiederò di essere molto sintetici, mentre si avvicina ormai l'inizio dell'anno scolastico con problematiche riguardanti mancanza di presidi, di insegnanti e anche di popolazione di studenti. E mi permetto di sottolineare che insegnanti di sostegno. Insegnanti di sostegno, irrompe anche la questione Ius Scholae, con cioè, in sostanza insomma, la possibilità di avere la cittadinanza italiana dopo un ciclo completo di studio, dopo 10 anni di scuola. Per Forza Italia, per Bocca di Italiani, è un esempio di vera integrazione. Insomma, in questo caso è Forza Italia che esce un po' dagli schemi e comunque crea un po' di tensione nel centrodestra. Vi chiedo proprio la sintesi, ma insomma è una soluzione di integrazione? Ha senso? Assolutamente no. Assolutamente no, la legge sulla cittadinanza italiana esiste, prevede un periodo di 10 anni di regolare presenza sul territorio italiano per quanto riguarda i soggetti maggiorenni e riteniamo, noi di quantomeno di Fratelli d'Italia, credo anche della Lega, che questa sia la legge che va bene. Che Tajani dica che la cittadinanza attraverso l'Ius Scholae con 10 anni di percorso scolastico sia una strumento di integrazione, mi permetto di dissentire completamente. Noi abbiamo visto nel corso di questi ultimi 12 mesi, forse anche 24, proprio attraverso i percorsi scolastici si è avuta la consapevolezza che all'interno dei percorsi scolastici, che i percorsi scolastici sono stati strumentalizzati al fine del raggiungimento, quello che io chiamo l'islamizzazione della cultura italiana o dei cittadini italiani. Perché noi abbiamo visto, grazie anche e mi dispiace che non ci sia oggi nessuno dell'opposizione, che evidentemente è su qualche spiaggia importante del nostro territorio, ma comunque era solo una battuta. Mi dispiace che non ci sia qualcuno dell'opposizione, perché attraverso quelle che anche le loro iniziative, noi stiamo all'interno dei nostri percorsi scolastici assistendo a una retrocessione di quella che è la nostra cultura cattolica, cultura occidentale, cultura italiana, sempre più a favore di quelli che sono il rispetto di una cultura islamica soprattutto, piuttosto che di altre religioni, che vogliono imporre all'interno dei nostri percorsi scolastici dei percorsi speciali. Ricordiamo per esempio il caso Dante, piuttosto che le vacanze nel periodo del Ramadan, eccetera, eccetera. Quindi questa è la dimostrazione del fatto che il percorso scolastico non è un percorso di integrazione, non vuole essere un percorso di integrazione verso una cultura occidentale, una cultura italiana, ma vuole essere invece un percorso inverso di islamizzazione della cultura italiana e della nostra società, cosa che è assolutamente inaccettabile. Questo è il primo tema. Secondo, velocissimo, non voglio togliere tempo a Pauline. Oggi nelle nostre città sempre di più assistiamo ad una situazione nella quale sono proprio coloro, chiamiamoli quelli di seconda generazione, i figli della seconda generazione, sono coloro che non perché non integrati, perché percorrono i percorsi scolastici normali, ma sono spesso coloro che all'interno delle nostre città, insieme anche a coetanei italiani, assolutamente. Il quindicenne che ha fatto un disastro assolutamente, quindi non sto facendo una questione di natura etnica, ma è la dimostrazione che in determinati contesti familiari, che riguardano anche famiglie italiane, ma soprattutto famiglie non ancora italiane, vi è una situazione di grave incapacità di integrazione. Ora, se bastasse il percorso scolastico con le caratteristiche che testé ho evidenziato, mi pare che ci troveremmo di fronte ad una apertura indiscriminata a quella che è una situazione di concessione di cittadinanza, che poi avrebbe anche delle conseguenze con riferimento ai genitori.
Allora io dico, iniziamo invece dai genitori a ritenere meritevoli, dopo i 10 anni di residenza regolare in Italia con il proprio lavoro, alla cittadinanza italiana, e poi di conseguenza anche per i soggetti minori che concludono un loro percorso scolastico. Paolin. Ma sì, condivido tutto quello che ha detto, aggiungo solo, e lo ricordava l'onorevole Stefani oggi su un articolo, l'Italia è quella che concede più cittadinanze a livello europeo. Quindi non credo... Allora perché Italiani dice questo? Ma perché cerca spazio, cerca visibilità, è chiaro che anche su questo c'è politicamente un distinguo. È da porsi questa situazione però all'interno del centrodestra. Ma sicuramente c'è un chiarimento andrà fatto, credo che ci sarà a breve, leggevo anche oggi un confronto fra la Meloni, Salvini e Tajani su queste cose. Vedo che ad esempio oggi sul Corriere Conte dei 5 Stelle lancia l'amo a Forza Italia per creare una tensione inutile sul governo di centrodestra. È chiaro, lo stiamo vedendo, lo citava prima l'avvocato, anche gli esempi della Francia e del Belgio ci dicono che l'integrazione scolastica non risolve i problemi, assolutamente. Abbiamo visto tutte le tensioni che ci sono in Francia e in Belgio, quindi non ci sono per me le motivazioni. La normativa è, secondo me, una delle più chiare, nitide. Se uno frequenta, rimane in questo paese per 10 anni, impara l'italiano e rispetta le nostre regole, è giusto che rimanga. Diversamente non possiamo concedere cittadinanze che già stiamo concedendo con i visti abbastanza indiscriminati per chi proviene da guerre o da cose. Abbiamo un sovraffollamento, secondo me bisogna fare, in ogni paese c'è una quota che il paese può assorbire, noi non possiamo andare oltre. Tra l'altro siamo in prima linea sul Mediterraneo come sbarchi, come la Grecia, e quindi non possiamo concedere, perché appunto facciamo studiare tutti, curiamo tutti, concedere anche la cittadinanza. Il problema, secondo me, i problemi della nostra scuola sono altri e li citava prima l'avvocato. Questa congestione di alunni rischia di tenere, io vedo le scuole private stanno avendo una maggiorazione di iscrizione, perché tanti abbandonano la scuola pubblica appunto perché vi è una situazione di mancanza di insegnanti, di sovraffollamento anche lì, di classi che diventano difficili da gestire poi. Quindi anche in questo, secondo me, va aiutata la scuola più che concessa la cittadinanza per un percorso scolastico. Anche finisco veramente lapidario. La cittadinanza deve essere un obiettivo voluto da chi richiede la cittadinanza. E non dato così non dato in automatico. I 10 anni di un maggiorenne che lavora in Italia regolarmente è la manifestazione di volontà di aderire alle regole civiche, civili e sociali del nostro Paese. L'automatismo di frequento 8 anni di scuola e la cittadinanza italiana, noi di centrodestra, quantomeno al netto di Tajani, non ci stiamo. Però quella al netto di Tajani... E ci aggiungo, ne parlavo con Mauro Michelon proprio l'altro ieri, secondo me andrebbe fatta una misura su quei extracomunitari che vengono qui e che delinquono. Il ripetere della delinquenza, secondo me, andrebbe a togliere la cittadinanza e a misure che rendano il delinquere qui molto più difficile. Ripeto però in chiusura che quell'alletto di Tajani non è da sottovalutare, perché Tajani non è un esponente dell'opposizione ma è un vostro alleato, e quindi è tutto da gestire all'interno del centrodestra di qui i prossimi mesi, non solo Ius Scholae. Ricerca di visibilità. Però insomma è da gestire, allora vedremo. Allora si pronuncia l'autunno caldo, nel frattempo io libero i miei ospiti che possono andare dunque nelle spiagge o in montagna. Sta piovendo, ha ragione, perfetto. Allora grazie per essere stati con noi a Giuseppe Paolin. Grazie. Grazie anche a voi, vi lascio al film come sempre, arrivederci.